Di Maggio, quindi riparte il Renzo Lo Piccolo, ruba palla per un attimo, poi è il Montelepre che si propone in avanti. Attenzione a questa sortita. Pierce prova il cross al centro, preciso, pallone nell'aria, Molinini, incredibile il gol di Pierce, minuto 10 in corso, il Montelepre si porta in vantaggio con Pierce dopo la ribattuta. La Far, il pallone al centro da parte di Vito Cusimano, poi respinge la difesa, poi ancora Vizzosalo, salta un avversario, poi lancia in avanti, attenzione a questa iniziativa, la conclusione e la palla in rete, e il raddoppio. Rossomando realizza il 2-0 in contropiede ed è il raddoppio. Salta Fatta, la mette giù sempre con la classe, incredibile giocata di Valerio Fatta, mamma mia che giocatore Fatta. Castigliola senza guardare Novuk, Rossomando prova il cross al centro, poi il pallone in aria, Pierce e il 3-0, incredibile gol, azione da manuale del calcio ed è Molinini e non Pierce a segnare il 3-0. Sul pallone sempre pareggiati, la gioca lì per la Far, gira la Far in aria, prova ad arpionare il pallone, poi va giù e c'è un calcio di rigore per il Renzo Lo Piccolo al 13°. Parte Cusimano, la conclusione al gol da parte del Renzo Lo Piccolo, spiazzato Trezza, quindi 3-1 il parziale. Calcio d'angolo battuto in aria, colpo di testa e il gol realizzato da Corrao, segna Corrao, Vincenzo Corrao per il 4-1 al 31°, impazzisce di gioia. Riparte ormai sul velluto, il lancio su Rossomando, esce il portiere e Rossomando la mette alle spalle di Di Maggio ed è il 5-1. Dilaga praticamente il Montelepre, chiude a difesa, ruba palla ancora Ruggero Meli, prova a servire Pierce, ultimo uomo, lo chiude. La Far, ancora Ferraro, Vizzosalo, la ribattuta, sembrano quasi immobili i difensori e arriva e addirittura il 6-1, dilaga in maniera incredibile e quindi arriva il 6-1. Dovrebbe essere Vizzosalo comunque ad aver segnato il 6-1, quindi gol di Joaquin Vizzosalo al minuto 39.